Brevi cenni sul percorso e linea. La linea, che ha come capolinea Sacile, è dotata delle seguenti stazioni: Budoia Polcenico, Aviano, Montereale Cellina, Maniago, Fanna, Cavasso, Meduno, Travesio, fermata di Castelnuovo e Pinzano, ove va ad allacciarsi con la linea Casazza-Gemona. Bastano questi nomi per pensare quale vasta zona attraversi la nuova ferrovia con incolmabili benefici per i passeggeri e le merci. Essa è lunga precisamente 52 km, 755 metri e 82 cm e i lavori di costruzione hanno importato una spesa di 70 milioni di lire ed ha consentito un impiego rilevante di manodopera che in certi periodi ha raggiunto anche 2000 persone. La tanto auspicata linea fu iniziata nel lontano 1914 su progetto del 1912, continuata anche durante la guerra per lavori di sterro ed altri minori che consentivano una piccola spesa e un largo impiego di manodopera. Venne fortemente sospesa durante l'invasione nemica e ripresa dopo la vittoria di Vittorio Veneto. Al governo fascista spetta il merito di aver dato l'impulso ai lavori, portando a termine la grande opera che oggi, 28 ottobre 1930, ottavo anniversario della Marcia su Roma, si inaugura sotto l'egida del Littorio. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi son tutti giovani e belli, gli eroi son tutti giovani e belli, gli eroi son tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava forse un mostro strano. L'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. 88 anni fa veniva inaugurata la ferrovia pedemontana, era il 28 ottobre 1930. Rileggiamo insieme la cronaca tratta dalla Patria del Friuli del giorno seguente. Sua Eccellenza l'Onorevole Leoni inaugura la ferrovia pedemontana. La stazione cittadina di Sacile è stata il centro della dunata. Sua Eccellenza Leoni riceve la consegna della ferrovia a nome del governo che rappresenta e conclude esclamando: i viaggiatori che percorreranno questa linea vedranno aprirsi dinanzi a loro i più lucenti e suggestivi aspetti panoramici di una regione che farà loro affiorare tanti ricordi. Le 5 vetture affollate di autorità cominciano a muoversi e il treno, uscito dalla stazione di Sacile, punta direttamente verso Aviano e Montereale, seguendo una linea quasi parallela alla dorsale del Monte Cavallo. Ai primi passaggi a livello ecco i primi saluti. Mani che si protendono in alto, sventolio di fazzoletti, agitar di cappelli. Il cuore è un sussulto, accelera i suoi battiti. Fuggono dinanzi le campagne dai lunghi filari di viti. Ai lati della linea su cui avanziamo sorge la falange di lavoratori friulani che scavano in quella terra ferrigna per aprire il varco alla civiltà dell'era nuova. Ecco Budoia Polcenico.
Prima stazione, primo arco trionfale, bandiere e fiori. Il treno entra lentamente sul binario sotto un continuo gettito di fiori. Quando è fermo e la folla di gente raccolta si tace, ci giunge lontano il suono festoso della squilla. È il saluto osannante delle campane a cui si unisce di quanto in quanto l'evviva della popolazione tutta adunatasi davanti alla stazione. Sua Eccellenza Leoni e Sua Eccellenza Motta sono costretti a scendere e verso essi si muove il podestà Luigi Carlon, che non trova parole per esprimere il giubilo dei suoi amministrati. La locomotiva riparte in leggera salita, il suo viaggio inaugurale, verso Aviano, attraversando il fiume Livenza, che non ha le acque pigre e maestose, ma salta e spumeggia tra i sassi alla pudica ombra dei salici. Ecco Castello di Aviano con il suo maniero diroccato, dominante dall'alto. Anch'esso sembra guardare stupefatto dalle sue profonde sbrecciature lo sbuffante mostro nero che si staglia sulla pianura degradante e sale ansimando seguendo la linea del bastione. La gente del paese ci saluta da lontano. La gente che fa corona allo spalto del castello è come una cornice nera su un merletto bianco. Ad Aviano le accoglienze sono di un entusiasmo indescrivibile. Lungo la pensilina è allineata tutta la popolazione, vecchi e bambini compresi. Questi ultimi agitano bandierine mentre un drappello di avieri presenta le armi. Tra la folla compatta che non lascia discernere nel suo folto ci giunge il patetico suono dell'Iron e della fisarmonica. Viva Dio, c'è il corpo di ballo, il classico corpo di ballo che improvvisa un balletto veramente singolare. Le coppie danzano la classica furlana e sono tutte in costume. Una manifestazione folcloristica in piena regola, accompagnata da grida festose che i fischi della vaporiera sono in paragone sospiri. Evviva la Sardegna, gridano taluni rivolti al sottosegretario Leoni che sorride soddisfatto per l'improvvisata. Evviva il Friuli, risponde egli di rimando. Avanzano il commissario prefettizio professor Giovanni Fabris, il segretario politico dottor Gildo Grandi, che dicono alle autorità il giubilo della popolazione di Aviano. Cosa vuole, eccellenza? Deve compatirci, ma qui quando si è contenti si balla. Ad Aviano attendeva il primo treno anche il vescovo di Concordia, sua eccellenza Monsignor Luigi Paolini, che indossati i paramenti sacri benedice la linea. È l'unico momento in cui tace la folla, momento breve perché riprende la festosa manifestazione folcloristica. Sua Eccellenza Leoni e Sua Eccellenza Motta sono costretti a posare per una fotografia in mezzo a quel gruppo di gente in costume, per cui la scena è tramandata in tutti i suoi particolari dalla macchina fotografica del signor Liberto Gislon. Dopo pochi minuti si riparte e ci insegue il saluto festoso della musica, il canto dei bambini, il grido della moltitudine. Filiamo verso Montereale Cellina, sempre seguendo le pendici brule del Monte Cavallo che sovrasta in tutta la sua imponenza per buona parte del percorso. Qualche ponte, qualche rilevato attraverso brevi avvallamenti, strade di campagna che si incrociano, che si inseguono, poi il paese, raccolto intorno alla chiesa sotto la montagna. Addio calvario scellerato e triste di Monte Croce, addio crivola orrenda. Voi non vedrete più passare le nostre misere donne, non le vedrete più salir col capo chino per l'erta, pallide, grondanti sudore sotto il peso della gerla e del dolore. Così Giuseppe Malattia della Vallata, nei canti della Valcellina, celebrando la costruzione della strada, bellissima quanto si vuole ma pericolosa anche a percorrerla a piedi in certe stagioni. Che direbbe oggi il poeta per la ferrovia? Quale mai canto dovrebbe egli chiedere alla sua musa gentile? Oggi che la vaporiera toglie alle donne barciane il disturbo di camminare da Montereale a Pordenone come qualche decina d'anni fa? Non ci siamo azzardati a toccare questo argomento, lo vedemmo troppo lieto. Egli e tutti i podestà della Vallata e intorno ad essi la popolazione venuta in corteo a fraternizzare con quella di Montereale. Il cavaliere De Zorzi disse brevi parole per esprimere la riconoscenza della Vallata e più che le parole valsero le acclamazioni che le coprirono. Ma non ci commossero quanto quelle vecchie che vedemmo in gruppo a Castelnuovo benedire il convoglio che passava rombando, o quel contadino presso Montereale Cellina gettò in aria il cesto con le pannocchie raccolte e allargò le braccia gridando. La sua invocazione non giunge a noi che ci sfilammo rapidi, ma il suo gesto ci rimase impresso, quasi come commento di tanta opera.
Alle 10:30 il treno, dopo aver attraversato il lungo ponte sul Cellina, che corre tra quello vecchio del Giulio e quello di Ravedis, posando le sue spalle ai terrapieni entro cui corre il fiume, entra lentamente nella stazione di Maniago. La stazione più grande, la folla imponente, l'entusiasmo più sentito. Sembra un giocare di superlativi, ma è la realtà. Qualche migliaio di persone era convenuto sul piazzale, ancora tutto sconnesso, essendo in corso i lavori. Si discende dal treno mentre le due bande suonano l'inno reale e le artiglierie improvvisano rintronando nell'aria il loro ritmo festoso. Il più raggiante è il dottor Cavaliere Zino Zanardini, assessore tenace della ferrovia, che a distanza di 5 lustri vide tradotto in realtà quello che sembrava un sogno. «Ho dovuto, eccellenza», disse il sottosegretario a cui viene presentato, «lottare perfino con il ministro della guerra di allora. Chi la dura la vince. L'avessi vinta prima. Ci voleva questa ferrovia durante la guerra. Servirà ora per le popolazioni». Una piccina, a nome di tutti i bimbi di Maniago, fa omaggio a rappresentanze del governo di un mazzo di fiori. E Sua Eccellenza l'onorevole Leoni, sollevata la piccola donatrice, la bacia. L'atto gentile è salutato da scrosciare di applausi, da grida interminabili di evviva. Il frastuono dei mortaretti che tuonano senza remissione, delle bande e degli evviva, mette nell'aria una festosità indescrivibile. C'è l'allegria della sagra, non l'austerità di una cerimonia ufficiale in quelle manifestazioni di giubilo popolare. E così a Cavasso Nuovo, così a Meduno, così a Distrago e a Castelnuovo. A Cavasso Nuovo sono anche esposti su di un tavolo, circondati con profusione di verde e di fiori, i ritratti di Sua Eccellenza il Re e del Duce, i due genii tutelari della nuova Italia. A Meduno vediamo convenute anche le autorità della Val di Tramonti, da dove scende il ceruleo nastro d'acqua che il treno sorpassa sopra un ponte aereo. La linea da Maniago a Pinzano abbandona la pianura brulla e desolata della Brughiera per insinuarsi tra i colli ameni, boschetti di ontani e di pioppi. Occhieggiano sulle case in un quadro riposante di verde e di giallo, in una calda tonalità di colori. Verso Pinzano il panorama cambia ancora. Grandi viadotti sopra torrenti che scrosciano in fondo al letto incassato. Qualche galleria e poi l'ampia e solenne distesa delle ghiaie del fiume Tagliamento. Giù, a perdita d'occhio, sino a confondersi lontano in un tremolio. La ferrovia Casarza-Gemona, col suo nastro che ha balenii al sole alto, si corre a qualche metro più sotto, sembra muoverci incontro e volerci raggiungere. Le ferrovie si raggiungono, si innestano, diventano una sola linea senza concorrenza e senza rivalità, e la linea entra nella stazione di Pinzano. E qui, confessiamo, ci è sembrato arrivare da chissà quale viaggio, in casa nostra. Il treno, arrivato alle 11:30, riparte alle 11:45. Da Pinzano a Maniago il convoglio non si ferma più, stavolta ripassando davanti alle stazioni inondate di sole e addobbate del tricolore. A Maniago le più alte autorità si congedano di nuovo. La cerimonia è terminata. Il podestà di Maniago, cavaliere Vittorio Centa, ringraziò ancora una volta le autorità e volle ricordata l'opera egregia dell'ingegnere Antonio Pallavicini, geniale artefice della linea, e tutte le maestranze friulane per il lavoro che eseguirono. Nella lieta occasione i mutilati di Maniago hanno inviato a Sua Eccellenza Benito Mussolini il seguente telegramma. Fausto evento inaugurazione ferrovia pedemontana, mutilati di Maniago esultano inneggiando grande artefice, nuove fortune Italia. Firmato Venier, Presidente.